Riunione operativa stamani presso il comune di Realmonte circa la preparazione di una serie di iniziative in vista delle prossime festività natalizie, un ricco programma assicurato anche dai partecipanti dei diversi settori della società che stanno operando in tal senso, tra questo il mondo della scuola, la parrocchia, la Fidapa, il tavolo della solidarietà, il banco alimentare, l'associazione Carabinieri, la Proloco di Realmonte, i rappresentanti dell'attività commerciale, il CIF, l'associazione Aquarinto, quella di Diapason. La riunione è stata coordinata dal primo cittadino di Realmonte, avvocato Sabrina Lattuca. Siamo qua in occasione del secondo incontro per la programmazione natalizia compatibilmente con la normativa Covid-19. Sono presenti le istituzioni del territorio, la scuola, è qua con noi la professoressa Fazzi, dirigente scolastico, la parrocchia, Don Fabio, la caserma dei Carabinieri di Realmonte, il CIF, la Fidapa, i rappresentanti delle associazioni dei commercianti, l'Idiapason, altre associazioni, nonché la Proloco. Oggi viene per la definizione della programmazione, chiaramente questa definizione poi passerà per le attività tecniche che verranno svolte per valutare la fattibilità in un periodo di pandemia, per poi passare alla pubblicazione del manifesto. Realmonte, lo abbiamo detto più volte, vuole crescere attraverso la bellezza nel pieno rispetto della legalità e pertanto pensiamo che solo il lavoro di squadra possa farci andare verso questa direzione. Mi pare che ci stiamo riuscendo, abbiamo avuto grande adesione, c'è molta energia, le proposte sono tante, le stiamo valutando, per cui presto pubblicheremo la programmazione natalizia del Comune di Realmonte. Come ogni anno noi teniamo molto a un lavoro sinergico tra scuola, enti locali, amministrazione, associazioni del territorio, perché la scuola deve essere inserita pienamente nel territorio, per cui anche per questo Natale stiamo elaborando un piano comune delle attività comuni in cui la scuola darà il suo apporto naturalmente. Questo serve a far crescere la comunità e dal punto di vista sociale, civile, ma soprattutto culturale. Già nella scorsa riunione la Fidapa ha avuto modo di presentare diverse proposte che partiranno intanto dal 25 novembre in vista di quella che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e poi si seguiranno altre iniziative per quanto riguarda il periodo natalizio con l'Albero della Speranza e della Resilienza insieme alla comunità realmontina per l'accensione dell'albero e per eventualmente raccolta di prodotti che andranno in favore della Caritas dei più bisognosi, e poi con ulteriori attività che stiamo programmando proprio nella seduta di oggi. Il tavolo della solidarietà, già da qualche anno tutte le istituzioni si mettono insieme per programmare questo tempo particolare. È vero che il Covid continua a circolare, però dobbiamo dare un po' di speranza, non dobbiamo guardare con uno sguardo negativo. Il fatto che ci riuniamo già questo è un segno positivo, perché ci mettiamo insieme, facciamo circolare le nostre idee e poi concretizziamo nel possibile tutte le nostre idee, i nostri progetti. La cosa bella, un po' come dice Papa Francesco, stare insieme agli altri ci fa capire che è l'unico modo per uscire da questa pandemia. Non possiamo uscire da soli, ma insieme agli altri possiamo guardare con speranza un tempo nuovo. Quindi il fatto che già ci riuniamo, questo ci aiuta a capire che dobbiamo dare segni di speranza nelle piccole cose, nelle cose che progetteremo ora in questo tempo di Natale. Il CIF è un'associazione di donne per le donne, ma che cerca anche di valorizzare quella che è la comunità all'interno della quale si trova ad operare. Abbiamo pensato intanto, per quanto riguarda il 25 novembre, di preparare un momento, qualche evento proprio per sensibilizzare la comunità rispetto a quella che è purtroppo questa piaga sociale della violenza contro le donne, quindi il femminicidio. Abbiamo pensato di fare qualche evento tenuto conto di quelle che sono le problematiche Covid che non ci permettono di fare grandi cose, però comunque ritaglieremo un momento proprio per sensibilizzare ancora di più la nostra comunità. E poi
in vista di quella che è l'attività natalizia parteciperemo sia a quella che è l'accensione dell'albero, parteciperemo, vogliamo creare un momento di condivisione con gli altri, con il mercatino di Natale, da individuare ancora esattamente la data, e poi collaboreremo con le varie iniziative che vengono fatte dall'amministrazione comunale e da tutte le altre associazioni. Noi è il secondo incontro che facciamo a distanza di 15 giorni, dove si è messo sul tavolo un pool operativo per cercare di rilanciare il Real Monte dal punto di vista turistico e anche sociale e storico. Noi attività esercenti ci siamo messi a totale disposizione dell'amministrazione per organizzare degli eventi che possano portare quante più persone al Real Monte e far conoscere questa città da tutte le prospettive possibili e immaginabili. Abbiamo trovato da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione totale collaborazione e stiamo portando avanti un bel progetto che inizia da Natale e sicuramente continuerà anche per quest'estate per portare quanti più turisti nella parte balneare del Real Monte, che è uno scenario davvero straordinario. La nostra associazione è un'associazione che cerca di rivalutare le tradizioni della musica popolare siciliana, quindi per queste iniziative vogliamo rivalutare i canti della nostra terra, della Sicilia, attinenti al Natale. Oggi ci ritroviamo qua a distanza di una settimana per riorganizzare e parlare delle attività da programmare per il Natale. Pensiamo che coinvolgere le diverse realtà del territorio sia fondamentale, perché la collaborazione, la condivisione siano elementi essenziali per una programmazione che abbraccia un po' i bisogni di tutta la realtà territoriale. Quindi cercheremo di fare un programma che sia più consono per tutti e cercheremo di realizzare un programma natalizio che sia all'insegna della solidarietà, ma anche che garantisca un po' di serenità e pace dopo 2 anni che purtroppo a causa della pandemia che stiamo attraversando non è stato possibile realizzare nulla. Volevo portare i saluti del Presidente del Consiglio, Felice Vaccaro, che oggi per impegni personali non è potuto essere presente qui alla riunione.